Ben ritrovate Cattoliche dintorni. Non solo i programmi di ieri fanno scuola in Cattolica, ma anche quelli di oggi. La trasmissione televisiva Che tempo che fa è stata al centro di una giornata di approfondimento con l'aiuto dei curatori del programma e con il collegamento telefonico con Fabio Fazio. Vediamo insieme i dettagli nel servizio. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Professor Giorgio Simonelli, parliamo della storia di Che tempo che fa, come nasce questo programma? Il programma nasce in maniera abbastanza singolare e originale, insomma nasce dalla uscita temporanea di Fabio Fazio dalla RAI per andare al famoso progetto della Sette mai decollato, e dal suo poi, diciamo, dalla sua disoccupazione temporanea. Fazio è disoccupato, ma è evidente che la televisione italiana non può rinunciare a un soggetto, no? così creativo. Un momento. Molta gente si innamora di questo piccolo programma dove si parla con toni pacati, dove si parla di cose di cui la televisione generalmente parla poco, cioè i libri, i film, l'arte. Sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie... Quando si fa un talk si sa la cosa importante sono gli ospiti, no? Allora bisogna procurarsi gli ospiti. Allora questo programma da un talk che, come tutti i talk, va a caccia di ospiti, diventa un talk in cui gli ospiti fanno la fila per andarci. Ecco, questa è la vera natura. Ormai, come si dice, chiunque ha scritto un libro, ha fatto un film, ha fatto un disco, insomma, se non ha la consacrazione di Fazio non è contento, no? Eccomi qua, ciao. Ti chiamiamo dall'Università Cattolica di Brescia. Sì, eccomi qua. Buongiorno a tutti. Io volevo partire proprio da quel tempo, insomma, quando tu eri il professor Fabio Fazio e insegnavi al Master di Ideazione e Produzione Audiovisiva. Dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da male. Io ho fatto una scelta a suo tempo, quella di lasciare la TV dei grandi ascolti, come era quelli che il calcio a suo tempo, per provare a crescere io, perché insomma se no altrimenti la mia paura era quella di inseguire un telegatto dopo l'altro. Il talk è un genere, fra le altre cose, che permette a chi lo fa di crescere, perché devi studiare, cioè proprio devi studiare come a scuola. Parlatene bene, mi raccomando. Ciao, abbracci, grazie a voi, grazie ancora, buona giornata. Che tempo che fa è un programma vincente, in che modo lo si diventa? Lo si diventa lavorando caparbiamente, con grande serietà, essendo liberi totalmente, anche perché diceva Biagi che la libertà non la si può avere per decreto, ma la si deve conquistare giorno per giorno. Abbiamo fatto attorno al programma un muro, abbiamo costruito un muro interno all'azienda e all'esterno. Io ho sempre detto, se sbaglio pago, qui c'è la mia testa. La mia testa hanno tentato di prendermela tante volte, non ci sono riusciti, e il programma credo che sia un'eccellenza della televisione italiana. Da potervi ingannare. Ogni ospite mi trasmette qualcosa, per quello che dicevo molto personale, mi trasmette qualcosa e di getto cerco di capire che colore potrebbe essere abbinato alla personalità del personaggio. Poi la regia in realtà è una regia che cerca di essere attenta a ciò che si dice, perché la cosa più difficile da far passare in televisione sono le parole. Un conto è fare un grande show,
e io mi ricordo quando insomma, ho fatto Fiorello piuttosto che Panariello, piuttosto che La Lotteria, poi in fondo era più facile, perché un balletto o un numero comico ha già la sua valenza e quindi c'è poco da fare. Le parole sono difficili da riprendere, sono difficili da far passare. Quindi ho cercato di lavorare imparando dai vecchi maestri, quindi guardando la vecchia televisione, quella in bianco e nero, dove la scenografia e la luce sono la cosa più importante insieme alla regia e ovviamente i contenuti di un programma televisivo, e mi sono ispirato alle regie di Trapani e di Antonello Falchi per poi, molto modestamente ovviamente, e per poi portare insomma Che tempo che fa a questo risultato che però c'è stato negli anni. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere che è venuta. Io credo che per ogni mestiere, parlo del regista perché è il mio, ma ci voglia tantissima passione. Poi ovviamente studiare, informarsi, stare al passo, poi oggi è ancora più difficile perché la tecnologia cambia di ora in ora, neanche di giorno in giorno. Però alla base di tutto ci deve essere una grande passione per il proprio mestiere, anche perché poi questo lavoro viene giudicato nel bene e nel male dalle persone che lo guardano, e quindi più passione uno ci mette anche nello sbagliare, ma in buona fede, e più probabilmente ha successo. Che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale e il lenzuolo si gonfia. Per riuscire a mettere su questo programma parliamo, come dire, a ruota libera tutta la settimana insieme, dalla mattina alla sera. Devo dire che Fabio è il primo ad arrivare e praticamente l'ultimo ad andarsene. Sembra che parliamo di nulla eppure parliamo di tutto, sembra che non abbiamo, come dire, no, un ritmo, un pace giusto, e invece poi c'è. E dipende, perché per parlare di quali persone far venire, di come intervistarle, di quale colore, di quale temperatura dare al programma, non si può mettersi lì e dire adesso lo decidiamo. Dobbiamo trovarci anche noi nel momento giusto, visto che siamo 5-6 persone che ogni giorno lavorano insieme, e quindi devono trovare anche, come dire, no, quell'armonia del momento in cui decidere insieme le cose. È veramente un lavoro collettivo molto interessante. Per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Lo Stars Expo di questi giorni è una mostra dedicata all'arte contemporanea che si potrà visitare percorrendo alcuni spazi dell'Università Cattolica. È una mostra con la quale, come corso di laurea Stars, abbiamo voluto dare un segnale molto importante di presenza dell'arte contemporanea all'interno dell'università. Quindi abbiamo chiamato 9 artisti, tra giovani emergenti e personaggi già famosissimi e affermati, per abitare l'università con le loro opere. Quindi non abbiamo individuato uno spazio delimitato all'interno del quale esporle, ma gli artisti hanno messo ognuno una loro opera in un luogo dell'università, nel bagno, nella biblioteca, nel bar, nell'aula studio e così via. Mi piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi, sei tu che butti sempre tutto giù, ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più. Ma l'idea è proprio quella di dimostrare che l'arte contemporanea fa parte della realtà e che quindi gli studenti, ma tutti gli utenti, frequentatori dell'università, possono avere a che fare con l'arte contemporanea senza dover andarla a cercare, ma è l'arte che cerca loro. Qual è il ruolo dei suoi studenti in questa mostra? Ma i miei studenti sono stati anzitutto i destinatari privilegiati dell'operazione e poi ho coinvolto anche alcuni di loro come assistenti all'allestimento, e quindi per loro è stata anche un'esperienza, credo, interessante e formativa per vedere come nasce una mostra, quindi anche negli aspetti pratici, logistici. Credo che appunto sia un ulteriore elemento di formazione per degli studenti di un corso come lo Stars. Ma che discorsi, scusa, la
strada forse è chiusa e non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore, aspetta, gira di qua. Marco La Rosa, anche tu sei uno degli artisti che esporrà la sua opera alla mostra Passaggi. Che opera è? Allora, sono più opere, sono 5 opere che trattano tutte come filo conduttore, hanno l'idea della sezione aurea, che la sezione aurea nella storia dell'arte insomma è una cosa abbastanza importante e presente, e ho cercato di sviluppare e rendere mio quest'idea, questo progetto di idee. Sono opere, diciamo, 2 sono più scultorie e 2 sono più opere bidimensionali però retroilluminate, una tela pittorica retroilluminata. Che c'è? Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.